giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Sale a 7 il conto ufficiale dei chioggiotti deceduti durante la seconda ondata del coronavirus. Tra il 12 e il 13 dicembre, infatti, è scomparsa Antonella Penzo, 60 anni, la quale, riporta la Nuova Venezia, si trovava in stato di isolamento domiciliare assieme al resto della famiglia. A quanto è dato apprendere, i parenti prospettano un esposto, poiché, a loro dire, la donna non sarebbe stata ricoverata nonostante il peggioramento della polmonite interstiziale da Covid. Anche a Pegolotte, intanto, bisogna registrare una vittima. Si tratta di Beniamino Manfrin, 79 anni, deceduto lo scorso venerdì all'ospedale di Piove di Sacco. Si tratta del primo decesso relativo al comune di Cona, dove 45 persone sono risultate positive. Focus intanto sulla casa di riposo di Sottomarina, messa sotto attenzione dalla dirigenza dell'ULSS 3 Serenissima accanto alle altre residenze per anziani. Nella struttura attualmente sono 9 gli anziani positivi e 1 ricoverato all'ospedale, 7 gli operatori contagiati. Rispondendo alla giornalista Laura Berlinghieri della Nuova Venezia, il direttore dell'IPAB, Antonio Rizzato, spiega come sarà probabilmente aumentata la retta, anche se meno di €1 al giorno. Sono cresciute infatti le spese per le dotazioni, a fronte della perdita di €1 milione per la chiusura del centro diurno e il temporaneo blocco dei nuovi ingressi. Ora la casa di riposo conta 13 posti vacanti su 175, anche se le liste di attesa continuano a essere consistenti. Gli anziani possono entrare 2 per volta e sostenere l'isolamento assieme in stanze doppie. Anche nel 2021 l'ospedale di Chioggia si avvia a mantenere il centro nascita all'interno del proprio reparto di ostetricia. Il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, ha infatti diramato ieri gli aggiornamenti riguardo i nuovi nati nel territorio amministrato, a fronte di un calo che ha coinvolto prevalentemente l'ospedale civile di Venezia, il quale gode comunque di una deroga per via dell'ubicazione lagunare, e soprattutto quello di Dolo, trasformato in Covid Hospital per quasi tutto l'anno. Aumenta di 50 unità il numero dei nati all'Angelo di Mestre, di 163 quelli a Mirano, che rileva appunto l'appannaggio di Dolo, mentre sono 16 in più rispetto al periodo gennaio-novembre 2019 i nuovi nati a Chioggia. L'equipe, diretta dal primario, dottor Luca Bergamini, ha fatto nascere 480 bambini a fronte dei 464 dell'anno precedente. Manca davvero poco, solo 20 fiocchi rosa o azzurri a dicembre, per tagliare l'ambito traguardo anche quest'anno e consentire nel prossimo alle puerpere del territorio clodiense di potersi servire ancora della struttura locale. Va sottolineato anche che sono sempre più le donne provenienti dai paesi limitrofi del Polesine e della Saccisica che scelgono di partorire a Chioggia, considerato un reparto d'eccellenza al di là dei numeri previsti dal piano sanitario regionale e dalle schede ospedaliere. Il recupero del peschereccio Adelinda, naufragato nel canale San Domenico lo scorso 7 settembre, mentre si trovava in disarmo, non avverrà nel 2020. Anche a Natale e a Capodanno, quindi, uno dei biglietti da visita per chi arriva in centro storico attraversando il ponte, nei pressi del mercato ittico, sarà proprio il relitto dello scafo, nell'area circoscritta dai galleggianti,
Non proprio una bella notizia, insomma, che nasconde problemi di natura creditizia. Se è vero che lo scorso 3 dicembre il ripescaggio avrebbe dovuto essere compiuto dall'impresa Boscolo Bielio ed era stato rinviato alla settimana successiva per via del forte rischio di acqua alta, la ragione attuale per cui le operazioni devono attendere ancora la spiega il direttore del mercato, Emanuele Mazzaro. Sussiste un pignoramento in atto per un credito di modesto valore a carico dell'armatore. Sto comunque cercando di capire se sia possibile soprassedere da parte dell'INPS o dell'INAIL, in modo da trasferire i natanti altrove. Penso a un'azione rivolta all'autorità giudiziaria, in qualità di direttore del mercato, dopo le feste natalizie. Oltre allo scandalo per la vista, il rottame è pericoloso per la navigazione e le attività di attracco alla banchina del mercato. Si tratta di un bene privo di valore ed è incomprensibile lo scacco di un pignoramento per un'opera così modesta. Cambio della guardia al vertice del comitato No GPL. Durante l'assemblea tenutasi online lo scorso 11 dicembre, Roberto Rossi, che ha guidato il sodalizio fin dalla sua entrata in scena, ha lasciato l'incarico a Mario Gianni, già segretario alla scuola primaria Marchetti, ora pensionato. Gianni, anch'egli impegnato nel comitato fin dall'inizio, agirà in continuità con la reggenza precedente. Il 2020 è stato l'anno in cui, attraverso l'articolo 95 del decreto agosto, il governo ha fermato l'entrata in funzione del deposito in Val d'Ario, motivandolo con la vicinanza a un sito protetto dell'UNESCO, come la Laguna di Venezia. La società costruttrice, Costa Bioenergie, presenterà comunque ricorso alla giustizia amministrativa. L'opera infatti è praticamente conclusa e il lavoro politico di risarcimento si prospetta alquanto tortuoso, sebbene Roma abbia messo 29 milioni a disposizione dell'impresa di Fidenza. La nuova Autorità Europea per la preparazione e risposta all'emergenza sanitaria a Venezia è l'iniziativa avanzata dalla Regione Veneto che ha individuato negli spazi dell'ex ospedale Giustinian ad Orsoduro la sede idonea per concorrere a ospitare il nuovo polo biomedicale europeo per la gestione delle future pandemie. Gli oltre 13.500 metri quadrati del Giustinian verrebbero interamente ristrutturati con l'investimento di 26 milioni da parte della Regione. La candidatura veneziana vede già la concorrenza interna di Roma, sostenuta in tandem dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e sponsorizzata dal commissario europeo Paolo Gentiloni. L'agenzia si chiamerà HERA, sigla che sta per Health Emergency Response Authority, ma è ancora presto per indicare quanto personale avrà e dove sarà stabilita, spiegano i funzionari della Commissione europea. Per il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha inviato al premier Giuseppe Conte un articolato dossier relativo alle potenzialità della scelta veneziana, essa offre un valore aggiunto in termini di accoglienza, preparazione, ricerca e innovazione in materia biomedica avanzata, oltre a una posizione mitteleuropea ideale per gli spostamenti all'interno dell'Unione. Inevitabile la collaborazione con le eccellenze sanitarie di Padova, che a sua volta si erano fatte avanti per ospitare HERA proprio nell'area dove sorgerà il nuovo ospedale, il quale però non sarà pronto prima di 8 anni. Il governo dovrà ora valutare quale città candidare per l'Italia, anche se in genere le agenzie di nuova creazione vengono assegnate prioritariamente agli stati che non ne ospitano, mentre a Venezia, nella prestigiosa cornice dell'ospedale civile, ha sede l'Ufficio Europeo per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS, non un'agenzia, ma uno dei 5 centri tecnici predisposti nel continente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.